una violazione amministrativa a seconda di chi fa. La CNA di Agrigento, in collaborazione con lo Spresal dell'ASP di Agrigento, punta a far chiarezza su quella che è l'importanza della formazione in materia di obblighi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tanto per il datore di lavoro quanto per i lavoratori. Sì, certo, noi cogliamo l'occasione anche che ce n'è data dallo Spresal di lanciare un messaggio alle imprese per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi gli obblighi dei datori di lavoro di tutte quelle imprese che hanno dipendenti o assimilati ad esse. A quanto pare da una verifica fatta dallo Spresal è il risultato che nell'ultimo anno solo CNA abbia attivato dei corsi a norma secondo quanto prescrive la legge, per assolvere a questi obblighi delle imprese. E quindi lo Spesa si chiedeva perché solo CNA, e gli altri forse hanno dimenticato, ci sono altri che hanno fatto corsi, non ce ne sono stati, quindi il messaggio che va alle imprese credo che sia uno inequivocabile: attenzione perché ci sono degli obblighi di legge, quindi verificate se quello che fate sia in regola con le prescrizioni di legge, anche per dare un messaggio che sia preventivo. Nell'ottica della tutela del cittadino lavoratore, l'ASP di Agrigento attraverso lo Spresal punta proprio alla sensibilizzazione sulla formazione per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. Noi teniamo alla formazione più addirittura che alla vigilanza, perché siamo certi che la formazione è l'unica arma che potrà ridurre drasticamente, quando sarà fatta in maniera seria, il numero degli infortuni e anche il numero delle malattie professionali. La formazione va fatta in maniera regolare, in maniera precisa, soprattutto va fatta, e che è l'unica arma che è importante che noi abbiamo per ridurre il numero degli infortuni e delle malattie professionali. Oggi si parla di formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ecco, quali sono gli sviluppi e gli aggiornamenti in materia di legge al riguardo? Quelle più importanti sono gli accordi Stato-Regioni del dicembre 2011 e poi recepite dal decreto sessoriale della Regione Sicilia 16-19, che ha creato un elenco di formatori, cioè di enti accreditati alla Regione a poter fare formazione sulla sicurezza. Questa è garanzia per tutti, quindi per tutti gli imprenditori, perché tutti gli imprenditori, le imprese che hanno almeno un dipendente devono adempiere alla normativa che riguarda sulla sicurezza e quindi anche sulla formazione, di affidarsi a degli enti accreditati e quindi che hanno i requisiti idonei per poter fare questa formazione.